Pordenone sorge in epoca romana, ma fino al X secolo i documenti scarseggiano. Nonostante la frammentazione politica della zona, la città riesce a crescere e ad espandersi, soprattutto grazie ai commerci lungo le vie fluviali. Nel 1500 la città passò dagli austriaci ai veneti, che la mantennero per più di 2 secoli, e infatti si sente ancora molto l'impronta veneta qui in zona. Fra il 1700 e il 1800 la città di Pordenone riuscì a trovare un equilibrio fra la cultura conservatrice veneta e quella innovatrice austriaca. Dopo le campagne napoleoniche venne ammessa nel regno lombardo-veneto e in seguito nel 1866 al Regno d'Italia. I danni causati dalla Prima Guerra Mondiale e la crisi del 29 trascinarono la città in un forte declino economico, dal quale si sarebbe ripresa solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Pordenone è una città particolare, al confine fra il Friuli e il Veneto, in cui si mescolano fortemente la cultura veneta e quella austriaca, di matrice anche un po' friulana del resto. E ciò si riscontra tanto nella architettura, ma anche nell'atteggiamento e nel modo di vivere delle persone. Bene, andiamo a scoprire Pordenone. Questa era Pordenone. Come al solito, se avete altri luoghi da consigliarmi o che volete vedere, lasciate un commento e noi ci vediamo al prossimo video.